Il paesaggio collinare posto a nord di Udine è figlio di un complesso lavoro dell'antico ghiacciaio che ricopriva la valle del Tagliamento, il cui fronte lambiva gli attuali abitati di Pagnacco, Fagagna, Rive d'Arcano e San Daniele. Nei millenni questo imponente ghiacciaio, nelle sue varie fasi di espansione e di ritiro, ha dato vita a diverse cerchie collinari, le cosiddette cerchie moreniche, che si possono apprezzare percorrendo la strada che da Udine giunge fino a San Daniele. In questo articolato processo geologico le acque si sono fatte strada in un labirinto di ghiaie e di piccoli rilievi, scavando il letto non solo al principale fiume di questa zona, che è appunto il Tagliamento, ma anche ad altri corsi più modesti come il Corno, il Cormor e il Torre, che oggi tutti conosciamo. Il Tagliamento è probabilmente il solo fiume in Europa che ha conservato le sue caratteristiche torrentizie, un fiume quindi rimasto integro nel corso dei millenni e che mostra una serie di paesaggi sempre diversi nel suo percorso verso il mare Adriatico. In questa bellissima porzione del Friuli, molto ricca dal punto di vista della biodiversità e dalla varietà dei paesaggi, propongono dei siti molto interessanti dal punto di vista naturalistico, come torbiere, piccoli laghi, quel che resta ovviamente della presenza degli antichi ghiacciai, piccoli corsi d'acqua e colline che seguono quello che è stato il lavoro dell'antico ghiacciaio del Tagliamento. Non possono mancare le testimonianze del passato, interessanti castelli, borghi rurali, dimore storiche, ricchi palazzi con una serie di monumenti nei vari centri abitati. La Campania è naturalmente la grande protagonista delle vedute di queste colline moreniche che mostrano un profilo in genere addolcito e arrotondato dal lavoro dei contadini che per secoli ne hanno addomesticato il profilo di questi giganteschi cumuli di sassi e di terra accatastati dalle antiche lingue glaciali. Il paesaggio dell'anfiteatro morenico è ricamato con i numerosi alberi che cingono campi e fossati, ma queste essenze legnose sono solo una parte della straordinaria collezione di entità vegetali di questa regione, che contano migliaia di specie. Pochi chilometri separano infatti il mare dalla montagna e in questo piccolo mondo fatto di microclimi unici si può ammirare, come in poche altre regioni, una notevole varietà di ambienti e di ecosistemi. I gelsi hanno scandito molti dei lavori di campagna e soprattutto quelli relativi all'allevamento del baco da seta, le cui larve si nutrivano appunto delle loro foglie. Oggi i gelsi sono stati quasi ovunque estirpati, ma non si sono del tutto estinti e ancora oggi le loro imponenti sagome accompagnano la visione di un romantico e suggestivo paesaggio di collina. A pochi passi da Tricesimo, i colli sono impreziositi da residenze nobiliari importanti, come la villa Gallici Deciani di Montegnacco o il magnifico castello di Cassacco, sorto inizialmente in epoca alto medievale, con finalità difensive e poi rimaneggiato nel 400 e nel 700 fino ad assumere le attuali fattezze, con le sue caratteristiche torri quadrangolari. Quando si parla di paesaggio, ci si riferisce in genere a quello dei campi, che è indissolubilmente legato ai vecchi fabbricati rurali, di cui queste colline sono ricche. La monumentale villa Orgnani di Tricesimo, intorno alla quale si sviluppa l'interessante borgo rurale di Laipacco, in un contesto di docili rilievi morenici, ricorda la vita nobiliare del passato. Il mondo agricolo delle colline mostra ancora oggi la complessa trama dei suoi poderi, separati da confini che sono spesso privi di logica. Il territorio collinare ha la particolarità di trovarsi al centro del Friuli, laddove si incontrano le correnti montane e le correnti del mare. Sotto l'aspetto agricolo ovviamente ha subito gli effetti della meccanizzazione e dell'antropizzazione da parte dell'uomo.
però la sua conformazione fisica e geologica non ha permesso di introdurre modifiche sostanziali al territorio, quali per esempio riordini fondiari. Il fatto più importante è stato sicuramente il terremoto del 1976, che ovviamente ha cambiato anche le caratteristiche del paesaggio rispetto agli anni precedenti. Se prima del terremoto i paesaggi e le case erano caratterizzati da agglomerati urbani all'interno dei paesi, con la demolizione degli stessi si sono costruite le abitazioni e le case ovviamente in forma singola, e quindi in gran parte del territorio collinare si è modificata questa caratteristica. Le antiche case coloniche o padronali sono state sostituite dalle attuali case, quindi in buona parte hanno cambiato anche il volto e la fisionomia dei nostri paesi. Gli elementi caratterizzanti dei fabbricati di allora, quando diciamo allora parliamo ante terremoto, perché per noi il terremoto è stato una specie di spartiacque come prima e dopo Cristo, erano fabbricati allineati, erano fabbricati in linea, all'interno si trovavano il più delle volte i cortili che facevano da punto di riferimento per le famiglie, mentre invece poi il terremoto ha sostanzialmente cambiato questa impostazione. Fortunatamente il paesaggio collinare sotto l'aspetto agricolo non ha subito grosse trasformazioni. Le modifiche si possono sostanzialmente sintetizzare nel aver tolto parecchi filari di gelsi e anche parecchi filari di vigneti. Sono stati sostituiti dalle coltivazioni di cereali, mais, soia, un territorio particolarmente ricco che ha caratterizzato anche la storia del Friuli con le famose battaglie tra i contadini e tra i signori, i nobili. Uno tra i più importanti castelli è sicuramente quello di Colloredo di Montalbano, la cui nascita risale al 1302. Tra varie peripezie arriva fino al 1976, anno in cui il terremoto lo distrugge quasi interamente. Castello di Colloredo negli anni è sempre stata la dimora della famiglia Colloredo-Mels. Colloredo è anche importante per la presenza dei cosiddetti cantastorie all'interno del proprio castello. I cantastorie non sono i cantastorie intesi come giullari del palazzo, ma sono coloro che hanno raccontato la storia e la vita di quel tempo, sia all'interno del castello sia all'interno del territorio, ma in alcuni casi anche la storia dell'Italia, come per esempio Ippolito Nievo. Tra i numerosi e affascinanti castelli che decorano i profili collinari, ve ne sono alcuni davvero interessanti, come quello di Arcano, tristemente famoso per la misteriosa uccisione a pugnalate, nella metà del 1600, di Todeschina di Prampero, pare per motivi di gelosia, il cui corpo fu ritrovato dentro le mura del castello durante alcuni lavori di restauro ai primi del Novecento. Il castello d'Arcano ha mantenuto la sua originale forma, tanto che quello che vediamo oggi è quello che era nel Medioevo. Il castello d'Arcano è stato costruito intorno al 1200, fino all'ultima parte del castello che è stata costruita intorno al 1700. È un castello di difesa, ha una doppia cinta muraglia. È sempre stato abitato, poi questo castello è sempre appartenuto alla famiglia di origine, la famiglia d'Arcano. Il castello sorge su una collina in una posizione particolarmente favorevole, da cui si domina tutto l'arco delle colline moreniche fino alle montagne delle prealpi Carniche, e dalla parte opposta si riesce a scorgere nelle giornate più limpide il mare Adriatico. Ha una storia molto lunga e travagliata, tanto che ad esempio nel 1511 è stato parzialmente distrutto dal fuoco appiccato in seguito alla ribellione della cosiddetta Giovedì Grasso, degli Oibe Grasse, in cui le popolazioni più povere si sono rivoltate contro i privilegi dei nobili. Nel 1511, dopo la parziale distruzione dovuta agli incendi del Giovedì Grasso, è stato soggetto anche a un terremoto piuttosto disastroso che ha colpito tutta la zona. In seguito poi è stato completamente ricostruito e ha mantenuto fino ai giorni odierni l'attuale struttura muraria.
Questo era lo stemma della famiglia D'Arcano, con i 3 cani raffigurati, perché la famiglia inizialmente si chiamava Tricanus, appunto dai 3 cani. E si vede non solo lo stemma, e poi c'è l'aquila, che era il simbolo del patriarca di Aquileia, e si vedono anche gli scacchi bianco-rossi, probabilmente la famiglia aveva radici in Croazia. Il Castello d'Arcano è sempre stato ed è tuttora la sede di una fiorente azienda agricola. Testimonianza è questo affresco all'interno del castello, che è datato 1710, in cui raffigura un servitore dei nobili con la scritta Angelo Candussio servì fedelmente, bevé terribilmente, e la sua particolarità, siccome è un affresco su un muro vecchio del castello, ha una particolarità che quando cambia il tempo e aumenta la percentuale di umidità nell'aria, il naso diventa più rosso. Abbiamo un barometro naturale, insomma. Il Castello d'Arcano è anche la sede di una importante azienda vinicola dove si produce da oltre 20 anni vino biologico. È stata una delle prime a produrre uva biologica e dopo vino biologico in Friuli. La campagna qui è più intima e raccolta. I cereali sono ovviamente presenti un po' ovunque, soprattutto il mais, che ha accompagnato le sorti economiche di molte generazioni di agricoltori. Oggi i lavori sono affidati alle grandi macchine, ma il senso e l'anima di questa missione contadina sono sempre le stesse, sempre legate all'incertezza del tempo e all'atavica rassegnazione di fronte alla possibile perdita dei raccolti. Le macchine hanno stemperato la fatica nella gestione della terra, un'arte tramandata da secoli di esperienza che sublima le coltivazioni, la complessa sistemazione idraulica e le squadrature dei poderi in un'interpretazione del paesaggio in chiave utilitaristica. Oggi, soprattutto i bovini, sono chiamati a produrre solo i 1000 alimenti a cui siamo abituati, ma in taluni casi il legame che si rinsalda tra l'uomo e l'animale assume valenze straordinarie. Vivere il mondo contadino significa abbracciare i valori e i significati delle tradizioni. Anche una ricorrenza o una festa religiosa, ad esempio, sono un motivo di condivisione e di incontro, ovvero una ricchezza culturale e sociale che mescola la convivialità con le usanze che scandiscono i ritmi delle stagioni. Un bicchiere di vino e un piatto di pasta consumati in allegria tra le mura dei fabbricati rurali può essere un collante davvero formidabile per rinsaldare vecchie amicizie e per festeggiare la chiusura di un'annata agraria. Le coltivazioni seguono i confini dei fondi, in genere piccoli, in un tripudio di forme e di aree complicate, con andamenti spesso curvilinei, retaggio forse di un'agricoltura povera e dimenticata o di qualche corso d'acqua che resiste alla sete dei suoli.
A buon titolo, Fagagna è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. È situata in una delle cerchie moreniche più esterne, quella che si affaccia direttamente sulla pianura friulana. Appena fuori dal centro abitato, Fagagna ospita un'oasi naturalistica in cui cicogne e ibis condividono i numerosi stagni che si sono formati in passato a seguito dell'escavazione della torba di cui è ricca la zona collinare. Nel punto più alto del paese, a 233 metri di altezza, sono ancora visibili i ruderi del castello, eretto probabilmente nel X secolo e distrutto dal terribile terremoto del 1511. Da qui, oltre allo spettacolare panorama sulla pianura che si allarga fino al mare e a quello altrettanto suggestivo che si dischiude sulle Alpi, si possono ammirare gli stretti vicoli della parte più antica del borgo e in particolare la via Cecconaia, che deve il nome alle numerose famiglie cecconi che l'abitavano. Fagagna, insomma, una zona tutta da scoprire. È comunque una zona che ha mantenuto le proprie caratteristiche tali da far sembrare quasi la Toscana in Friuli. Queste colline naturalmente nei tempi che furono erano coltivate, sfalciate, assolutamente utilizzate per la produzione dei bovini, del latte e quindi servivano per la vita di tutti gli abitanti della zona. Via via nel corso del tempo, diminuendo la zootecnia e diminuendo l'interesse per l'agricoltura, sono diventate più un valore ambientale che non un valore di natura produttiva. Ambiente di collina significa soprattutto mantenimento della biodiversità. E molte persone conoscono il Friuli Venezia Giulia, pochi però conoscono la Valle del Lini. È veramente una valle che merita di essere conosciuta proprio perché non ha artropizzazione, non ha la presenza di attività produttiva. La bellezza di questa valle è soprattutto vedere un fiume che si è formato naturalmente e che quindi non è stato indirizzato dall'uomo se non in piccole parti e che è costeggiato da strade interpoderali, da attività agricole, da zone a boschetta, da zone a prato, ma nella più grande naturalità. Il fiume ha avuto solo piccoli interventi dell'uomo per garantire che non ci siano allagamenti, per consentire che non vada fuori dalle proprie sponde, per fare in maniera tale che non provochi danni all'agricoltura. Il Lini nasce vicino a Moruzzo, dietro Moruzzo, e sbocca nel Corno a San Daniele. La bellezza poi di questo fiume, passando attraverso 4 comuni, è che dà la possibilità di conoscere le cose interessanti che in ognuno di questi comuni, Moruzzo, Fagagna, Rive d'Arcano e San Daniele, si trova. Questa potrebbe essere considerata anche la zona dei castelli, perché partendo dal castello di Moruzzo al castello di Villalta, al castello di Fagagna, al castello di Rive d'Arcano fino al castello di Ragogna troviamo tra i più bei castelli caratteristici del Friuli Venezia Giulia. La deviazione dal Lini su Fagagna potrebbe consentire di vedere cose molto interessanti, conoscere e assaggiare i formaggi delle 3 latterie, conoscere Chiese Coccel, l'oasi naturalistica dei Quadri che è attaccata al Lini e tutta una serie di bellezze che Fagagna senz'altro ha fatto conoscere a molti cittadini. Arrivando poi a Rive d'Arcano sarà possibile fare una deviazione sul castello di Arcano Superiore. A Moruzzo è molto interessante conoscere gli aspetti ambientali, in particolare credo che meriti una visita alla torbiera di Borgo Schirati che è vicina al Lini e che rappresenta un insieme di ambiente naturale, acquatico, di erbe e di vegetazione estremamente particolare. Una volta arrivati a San Daniele è facile divagare in ambienti come possono essere il lago di Ragogna, il lago di Cornino con i Grifoni. È particolarmente interessante il collegamento tra la qualità e la bontà dei formaggi, in particolare quello di Fagagna, ma anche delle latterie che utilizzano il latte crudo e non pastorizzato,
in riferimento alla qualità delle erbe che venivano e vengono date ai bovini in alimentazione, perché il sapore del formaggio è strettamente collegato con le qualità delle erbe che questi animali mangiano, e nelle zone moreniche le erbe sono particolarmente interessanti perché sono varie e soprattutto sono erbe che trasferiscono molti aromi al formaggio che viene prodotto. A 2 passi da Fagagna, il forte di Col Roncone è seminascosto in una suggestiva cornice collinare ed evoca gli scenari della linea difensiva del Medio Tagliamento costruita dall'esercito italiano nel 1911. Nelle vicinanze di Casalilini, sulle rovine di un antico insediamento agricolo militare romano, sorge la Brunelde. Fu una torre di vedetta fino all'epoca medievale. Fu poi trasformata in casaforte nel XVI secolo. Nel tardo autunno non è raro osservare da queste parti il passaggio di imponenti greggi di pecore, provenienti per lo più dal Veneto e dal Trentino. In Friuli, l'allevamento tradizionale è quello dei bovini da latte, che da molti decenni ha contribuito a sviluppare in ogni paese la propria latteria turnaria, di cui il Casaro è il degno custode. La mia storia di Casaro è cominciata così per caso. È un lavoro che se non hai passione da dentro uno non lo fa, perché nelle piccole realtà come questa si lavora 7 su 7. Questa, diciamo, è una latteria turnaria. Qui facciamo il classico latteria. Per fare un buon formaggio ci vuole soprattutto una buona alimentazione della bovina, che sia sana, perché se una bovina è sana fa anche un latte sano, e dopo dipende soprattutto dalla cura dell'allevatore, perché una volta che è arrivato il latte qua si può dire che i giochi sono quasi fatti. Tutto sta anche nell'abilità del Casaro, nella sua esperienza, a cercare di migliorare il tutto. Una latteria turnaria come questa era il punto centrale del paese, il punto di ritrovo. Una volta i giovani portavano il latte, si incontravano e magari nasceva anche qualche matrimonio. Ogni paese aveva la sua latteria, addirittura c'erano paesi che avevano 3 latterie, tipo Fagagna. Latterie turnarie in Friuli saranno più o meno una decina, penso, non di più. Il latte viene ricevuto 2 volte al giorno, mattina e sera. La mattina ci tornano a portare il latte e viene mescolato con quello della sera. Viene riscaldato a una temperatura di circa 32 gradi, viene messo il caglio, si lascia coagulare, dopodiché viene tagliato a una grandezza di un chicco di riso, viene fatta la cottura a 45 gradi, poi viene fatta una spinatura fuori fuoco, cioè è spento il fuoco e viene lasciato agitare il tutto affinché si asciughi a un punto giusto. Vengono tolte le forme, tolte le tele, messe nelle fassere, pressato, rivoltato e lasciato in pressa fino alla sera. He slept for days, he never changed the clock. Le forme vengono messe prima della stagionatura nella salina, come primo impatto di salatura. Il formaggio ve lo lasciamo lì fino alla mattina dopo. Questa operazione consente di estrarre tutto il siero dalla forma. Poi il giorno dopo viene tolto e messo ad asciugare su delle rastrelle. Il formaggio latteria si consuma dai 3 mesi in su e ogni mese ha la sua caratteristica di sapore. Naturalmente il latteria può essere usato anche freschissimo come primo sale. Per esaltare il sapore del formaggio di latteria è molto importante la stagionatura che il socio riserva a casa propria. Il formaggio latteria che produciamo qua è un formaggio che si adatta a più stagionature. C'è chi lo mangia fresco, chi lo mangia da 3 mesi, c'è chi lo mangia da 6, da 8 e c'è chi addirittura lo usa come grattugia 12 mesi o più. Dalla pianura si può scorgere sui colli più alti l'inconfondibile sagoma della chiesa di San Tommaso a Moruzzo, con il suo caratteristico angelo che si erge sopra la cupola del campanile. Dal
castello di Moruzzo si può raggiungere in breve l'apartato borgo medievale di Santa Margherita del Gruagno, edificato sui resti di un antico castello difensivo, risalente a prima dell'anno 1000. La località, che sorge al culmine di un'estesa collina, apparteneva ad una famiglia longobarda e oggi alcuni edifici rustici conservano ancora le fattezze originarie. Numerose sono le sorgenti e i minuscoli corsi d'acqua di origine glaciale che in superficie segnano il paesaggio dei colli morenici. L'antico ghiacciaio tilaventino aveva dato vita a numerosi laghi dentro al complesso sistema di morene e detriti, laghetti che oggi sono ridotti a modesti specchi d'acqua e a praterie umide circoscritte nelle depressioni delle colline in cui si riconoscono diverse torbiere. Nelle grigie giornate autunnali, lungo i boschetti che delimitano i campi coltivati, capita di farsi accarezzare da una sinfonia di colori davvero unici. Una copiosa nevicata rende le colline moreniche un suggestivo palcoscenico dentro al quale le quinte imbiancate sono uniche protagoniste di uno spettacolo sempre affascinante. Nelle terse giornate invernali, i massicci volumi delle Alpi fanno da sfondo alla magia della neve, che lascia intravedere le tinte smeraldo delle coltivazioni di grano. I solchi e gli stocchi del mais generano singolari geometrie che sembrano propagarsi in ogni direzione, interrotte soltanto dai contorni di casolari e da quelli di più ampi paesi. L'agricoltura è fatta di cereali, ma anche di allevamenti dedicati ad una delle prelibatezze friulane celebrate in tutto il mondo. L'ambiente delle colline moreniche è un ambiente molto vasto e un ambiente anche suggestivo che si trova a 2 passi da San Daniele. Fare agricoltura in queste zone, sulle colline moreniche, sicuramente per gli imprenditori non è una cosa così semplice e così scontata. Allevare suini è sicuramente una passione e soprattutto un grande sacrificio, perché la presenza dell'operatore è giornaliera. La passione inoltre stimola a mettere in campo delle scelte sicuramente professionali. Per produrre una buona cosa destinata al prosciutto di San Daniele, le carcasse dei suini devono rispondere a dei requisiti ben definiti, quali l'indice di carnosità e lo spessore del grasso che è presente all'interno della carcassa. Fare un buon San Daniele innanzitutto ci vuole una buona alimentazione, e questa buona alimentazione deriva dalle materie prime che sono presenti sul nostro territorio, quali mais, soia, orzo e frumento. Non ci sono orari e tempi nella giornata. Sicuramente quando ci sono degli animali ogni giorno ci sono delle problematiche diverse, si parte dall'alimentazione agli aspetti sanitari, alla pulizia degli ambienti, alla disinfezione, ai controlli, e poi c'è anche il controllo della parte burocratica per la gestione di un allevamento. In primavera va in scena lo spettacolo dei fiori, delle 1000 specie rigogliose che popolano i campi e le silenziose stradine rurali. Le fioriture dei crocus, però, ingentiliscono con i loro colori accesi i prati e gli umili anfratti della campagna, spesso esaltati nelle vicinanze di San Daniele dalla presenza di alcuni romantici laghetti, come quelli di Ragogna e di Cornino, con i suoi grifoni che volteggiano poco sopra. Sono il frutto dell'attività del ghiacciaio tilaventino che circa 12.000 anni fa aveva generato numerosi specchi d'acqua tra le elevazioni moreniche e che oggi si presentano come i custodi di interessanti comunità vegetali acquatiche e di una numerosa schiera di uccelli migratori. I dintorni di San Daniele offrono suggestivi luoghi di interesse architettonico e panoramico, come la chiesetta di San Giacomo a Villanova o come il castello di Ragogna, situato in un eccezionale belvedere sul tagliamento. Le prime notizie storiche di questo sito risalgono al VII secolo e giungono con varie vicissitudini fino al 1700. In epoca longobarda consentì alle popolazioni locali di sottrarsi alle invasioni degli Avari e nel XIII secolo fu conteso nelle lotte tra i duchi di Carinzia e i patriarchi di Aquileia. Anche questo castello, come molti altri di queste zone, fu distrutto dal devastante terremoto del 1511.
San Daniele è il primo colle che noi incontriamo arrivando dal mare, a un'altezza di 300 metri, si respira un'aria genuina, perché per fare i prosciutti ci vuole un'aria salubre, qui non ci sono inquinamenti pesanti, non abbiamo insediamenti di fabbriche, fumi, qui c'è soltanto aria. Nel colle ci sono i prosciuttifici, nella campagna ci sono bellissime aziende agricole che coltivano mais, orzo, frumento, soia, e c'è un mix che crea questa natura incontaminata. San Daniele è conosciuto ormai per il suo prosciutto, per la sua qualità ed è l'orgoglio, l'onore del Friuli. Nell'anno 1400 si comincia a parlare del prosciutto di San Daniele, perché 3 frati sono partiti da San Daniele con 3 presunti per portarli al Papa al Concilio. Il prosciutto di San Daniele con gli anni si è fatto conoscere per la sua qualità, per la sua dolcezza, e San Daniele ha cominciato a fare sempre di più prosciutti. La materia prima è importantissima, perché il maiale deve essere nato e allevato in Italia. I grandi allevamenti sono nella Padania, dove ci sono i 2 grandi formaggi, il parmigiano reggiano e il grana padano. Dalla lavorazione del latte esce il siero. Il siero, il segreto è darlo caldo in porcillaia con mais, orzo, frumento e soia. Allevano il maiale che ha minimo 1 anno di età e un peso 170 kg. A Venezia si è presentato vicino alla mia fettatrice Kofi Annan e ha assaggiato una fetta di prosciutto, ho detto complimenti al Friuli. Tanta gente è venuta a trovare e assaggiare il prosciutto di San Daniele e a conoscere il Friuli, e tutti sono rimasti a bocca aperta, è una regione meravigliosa. Il centro di San Daniele conserva preziose testimonianze artistiche e storiche come la biblioteca guarneriana, una tra le più antiche in Italia, la casa medioevale del Trecento e alcuni luoghi di culto come il Duomo di San Michele Arcangelo, che conserva interessanti pitture del Pordenone e di Pomponio Amalteo. All'interno del Duomo le atmosfere sono suggerite dalla semplicità e dal rigore delle linee architettoniche. La vita di questa graziosa cittadina si svolge prevalentemente intorno alla sua piazza, a cui fanno corona le ricercate facciate dei suoi palazzi che richiamano stili diversi. Le vedute dei castelli, delle dimore nobiliari e delle numerose chiese sparse lungo i cordoni collinari paralleli al tagliamento conducono a scoprire angoli paesaggistici di particolare suggestione, soprattutto nelle giornate limpide in cui i contrasti rendono omaggio ai colori intensi della campagna. Sulla piana di Osopo, a ridosso dei rilievi prealpini, un isolato colle raggiunge i 330 metri di altezza, circondato da altre 5 più modeste colline. Sulla sua sommità sorge uno storico forte in un'eccezionale posizione panoramica. Questo colle, chiamato universalmente il Forte, data la sua incredibile posizione strategica, è stato per secoli un naturale sito militare di difesa e di controllo sull'intera piana di Osopo. All'interno delle mura fortificate mostra diversi edifici, polveriere, magazzini, postazioni di artiglieria, dormitori, posti di guardia e altre pertinenze di natura militare. La storia del forte ha radici lontane. Fu un antico insediamento celtico prima e un oppidum romano poi. Ha conosciuto tra l'altro in epoche diverse le invasioni dei barbari, degli avari, degli ungari. Il patriarcato di Aquileia e i suoi feudatari ebbero una parte attiva negli sviluppi successivi di questa fortezza. Le maggiori devastazioni furono però causate dai bombardamenti degli anglo-americani nel secondo conflitto mondiale e dal rovinoso terremoto del 76 che ha fatto crollare l'antico tempio di San Pietro. Dal Colle di Osopo si possono ammirare i grandi spazi dell'omonima piana, che offre un ambiente naturalistico di grande pregio a ridosso del fiume Tagliamento, che qui inizia il suo percorso di pianura dopo aver abbandonato le montagne. Questo arioso territorio, ricco di testimonianze storiche della Seconda Guerra Mondiale, è caratterizzato da vaste distese prative, interrotte dalla presenza di numerosi boschi radi di pioppo nero, salice, ontano, olmo e frassino. Dentro a questo ambiente, a volte selvaggio, si evidenzia il carattere avaro dei suoli.
Essi infatti presentano zone assolutamente povere di acqua che contrastano, soprattutto nella parte occidentale, con il fenomeno delle resorgive. Il fenomeno delle acque che sgorgano all'improvviso è ben visibile nelle sorgive di Bars, che genera ruscelli e piccoli corsi d'acqua dall'incredibile purezza e trasparenza. Le acque sotterranee che provengono dal tagliamento trovano nei depositi morenici più a sud una sorta di sbarramento impermeabile che impedisce loro il deflusso nelle falde. L'acqua emerge così nel campo di Osopo, generando fonti perenni e giochi d'acqua esclusivi sotto il profilo ambientale e naturalistico.